È stata celebrata in mattinata a Sacile la festa della patria del Friuli. La giornata si è aperta con l'alzabandiera seguito dalla Santa Messa e poi dalla cerimonia ufficiale. Telefriuli ha seguito in diretta l'evento. Ci colleghiamo con Sacile dove si trova la nostra Alexis Sabato. A te Alexis. Sì, buongiorno Matteo, a te e ai nostri telespettatori. Hai detto bene perché sono ancora in corso i saluti da parte delle autorità all'interno del Teatro Ruffa, dove appunto si sta tenendo la celebrazione civile della 48esima edizione della Fiesta de Patrie dal Friul. Tra gli interventi anche quello di Geremia Gomboso, che è il presidente dell'Istituto Ladin Furlan. Tra gli organizzatori delle Fieste de Patrie dal Friul, qual è il significato di questa festa? Beh, prima di tutto, qualcuno l'aveva confonduto con non è sagre. Non è sagre, non è una roba folcloristiche, è una roba lavoro importante, perché c'è che aveva pensato perché dal 1977, quando l'ha lanciata la prima volta la festa, insieme da che volta col movimento Friuli e il movimento Friuli Iglesia Furlane, per sei clars. È una roba che sta avanti in denante e sta chiappando perché finalmente si è recuperato il senso di identità che avevi perduto, perché stiamo recuperando la storia, perché non si accusano di sé in 100 storie di venuie, voi a Sacile vi dimostrate, facendo Dio della gente che con la Costituzione Furlane la femmina è stata la prima volta emancipata e ha avuto diritto alla successione, ha avuto diritto di governare, di amministrare i suoi beni e in più chi è nasciuto i giudici, perché prima la giustizia veniva fatta sommaria dai paesi, chiamavano i 4 capofamè e giudicavano. Di quel momento lì hai nasciuto anche i giudici. Quindi noi in Friuli abbiamo storie di vendi, oltre alla bandiera, oltre a se stesse il primo Parlamento vero, non che era in Inghilterra con la Magna Carta, noi abbiamo storie di vendi dove nessuno non sarà mai detto. Grazie a Geremia Gomboso, presidente dell'Istituto Ladin Furlan. Nel corso della cerimonia abbiamo visto anche il passaggio, il tradizionale scambio della bandiera del Friuli tra il sindaco del comune che ha ospitato la manifestazione l'anno scorso, ovvero Tarcento, e quello di quest'anno Sacile, ma abbiamo fatto diverse interviste e allora vi proponiamo una in particolare, quella al presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, e vi restituiamo poi la linea. Prongs e contents, siamo pronti e molto felici di essere qui a Sacile, una cittadina che ha dato un particolare contributo al patriarcato di Aquileia, soprattutto con le Costituziones, che erano un documento importantissimo che è rimasto valido per centinaia di anni, ma soprattutto era antesignano dei diritti che poi si sono visti ripresi in epoche recenti, per cui direi che è qualcosa di particolarmente importante celebrare la festa della patria del Friuli proprio qui a Sacile. È una cittadina che poi si è data molto da fare e siamo molto felici proprio per il gran numero di eventi, ma soprattutto la qualità degli eventi che sono stati organizzati proprio qui, oltre ai 200 eventi che abbiamo visto in tutti i comuni del Friuli, quindi direi che c'è un evento in media per ogni comune del Friuli. Questo ci fa molto piacere, ma soprattutto insomma, ci sprona per fare sempre meglio anche l'anno prossimo. La partecipazione a questa festa è sempre molto sentita. Sì, particolarmente negli ultimi anni devo dire che la partecipazione è cresciuta molto anche nei singoli eventi, ma direi anche nel momento clou come questo a Sacile. C'è questa voglia di identità, riaffermazione di un'identità friulana che permane negli anni, ma direi appunto cresce e direi anche qualitativamente diventa sempre più interessante da scoprire, da vivere e da proporre nel prossimo futuro. Ecco.